Bene ragazzi, siamo appunto su questo sito dove ci sono diverse trincee. Alle mie spalle il Monte Carega, a quest'altro lato il Monte Zugna. Queste trincee in realtà non sono mai state utilizzate durante la prima guerra mondiale, ma servivano appunto come seconda difesa nel caso che il fronte di Rovereto fosse stato sfondato. Qui possiamo vedere parte dei trinceramenti molto profondi in certi punti. Guardate il panorama. Su questo lato il monte che guarda appunto i monti della Lessinia. E qui la vallata che ci divide dal monte Carega. Ora scenderemo appunto in una di queste trincee e andremo a vedere quello che è un punto di avvistamento. Guardate quanto lavoro qui fatto dai soldati, una scaletta scavata nella roccia. Trincee veramente ancora mantenute perfette, anche se è una zona molto wild. Qui un punto di avvistamento, anche da qui possiamo osservare tranquillamente il fronte sul Rovereto e sul Monte Zugna. E qui un secondo punto di avvistamento dove potevamo controllare tutta la vallata. Le trincee, situate al confine tra Veneto e Trentino Alto Adige, servivano a dare le coordinate ad una cannoniera sottostante. Durante la guerra però i cannoni vennero spostati e le gallerie furono adibite a magazzino. Queste trincee, a differenza di altre, non sono state restaurate o rese turistiche. Sono lontane dalle zone frequentate e trasformate solo dal decorrere del tempo. Riportano la mia mente in un passato in cui i soldati si sono sacrificati al gelo sotto i bombardamenti dei nemici per difendere la patria e le proprie famiglie.
Qui possiamo vedere quello che potrebbe essere un piccolo rifugio oppure una riservetta, cioè un piccolo deposito munizioni. Qui troviamo ancora dei pezzi di legno probabilmente utilizzati per riscaldarsi. Guardate questa galleria scavata sotto il monte, è magnifica. Si riesce da questo lato. Vediamo se riusciamo a rientrare dall'altro lato. Ecco qui l'entrata. Fantastico. Si prosegue. Ma termina. Probabilmente che qui deve essere benissimo un rifugio o un piccolo deposito d'armi e di munizioni. Qui usciamo dall'altra parte. In cima a questa parte di monte probabilmente era posizionato un cannone, appunto perché superficie piana e difendeva la vallata. Bene ragazzi, e anche per oggi, per questa avventura è tutto. Ci vediamo alla prossima.